Ah, santità, finalmente ci sentiamo! Senz'altro, come andiamo? Scusa se non ti avevo risposto i giorni scorsi, ma vedevo sempre 06 che chiamava, pensavo che era un call center. E ora com'è andato i primi giorni qua? Senz'altro. No, tanti tifava per avere un Papa Veneto, Piero Paroin, invece hai vinto te, Leone XIV, che detto in inglese, pare quasi Veneto anche, Lion 14. Ah, siamo pieni di Fortin qua, c'è un cognome famoso in Veneto, Fortin. Hai capito? Senz'altro. Sì. Ah, ecco, allora ascolta, mi sono informato per le cose che mi hai domandato. Allora, senz'altro ti aiuto io a fare le carte adesso che cambi casa, va bene? Allora, intanto per il cambio di medico di base ti ho prenotato all'ASL venerdì pomeriggio, segnate. Sì, perché a mattina se piende anziani. Se ti vedono dopo i parte, mi benedica, Santo Padre, mi confessi, vai dentro per risolverti te un problema e ti tocca dare te la soluzione. Hai capito? Senz'altro. No, non sta a fare subito avvoltura di acqua, luce e gas prima del cambio residenza. No, se no spendi un mucchio di schelli, se fai tariffa non residente spendi un sacco di soldi. Già siete pieni di debiti in Vaticano, bisogna contenere i costi, capisci? Senz'altro. Ecco, a proposito, per il cambio residenza ho parlato con un mio amico che lavora in comune a Roma. Allora ti aspetta giovedì mattina che ha un buco, un foro, come che dice a Roma. Ti aspettano alle 12. No, inutile che vai prima, non serve che vai alle 8, là conta le conoscenze, ho parlato io, non conta quando arrivi, no? Ma dovresti anche saperlo, gli ultimi sarai i primi, e primi sarai gli ultimi, Ecco, bravo, va a mezzogiorno, ascoltami me. Dai, fammi sapere se va tutto bene, avanti always, mi raccomando, la pace sia con te. Ciao, Leon Fortin!